Il calcio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Siamo alla vigilia di questa importantissima partita, come ci arrivate? Siamo carichi, le ragazze sentono questa partita, quindi questa è una cosa positiva, sanno che sarà una partita da dentro fuori, quindi una finale per noi e niente, non vediamo l'ora di scendere in campo domenica. Dal punto di vista così della preparazione, certamente c'è stato questo lungo tempo, lungo stop dedicato alla nazionale che era impegnata nelle 6 nazioni. Che tipo di programma avete fatto? Sicuramente queste settimane sono state tanto lunghe, abbiamo la fortuna di avere squadre qua vicino con le quali siamo riusciti a fare degli allenamenti, a ritrovare un po' di ritmo partita e questo sicuramente ci è servito per ritrovare un po' quel feeling che durante queste settimane abbiamo sicuramente perso e è stato un momento sia di scarico perché la prima parte del campionato è stata lunga e intensa per le ragazze e per poi ritrovare dei carichi di lavoro importanti per finire bene quest'ultima partita, quindi è andato tutto bene. Dal punto di vista fisico siete tutto a posto? Sì, tutto a posto. Sì, anzi abbiamo recuperato 2 o 3 infortuni non gravi, ma abbiamo recuperato 2 o 3 ragazze, quindi siamo contenti. Non ti chiedo ancora chiaramente il 15 che metterete in campo domenica, ma sostanzialmente avete a disposizione tutte diciamo, le ragazze, quelle su cui potete puntare maggiormente? Sì, per fortuna non abbiamo infortuni se non quelli di lunga data che stiamo recuperando da inizio stagione, tutte le altre ragazze sono disponibili per la partita, adesso dobbiamo ancora finalizzare 2 o 3 ruoli, ma diciamo che abbiamo le idee chiare. È stata una stagione chiaramente un po' difficile, si trattava insomma di fare ripartire questa squadra e quindi magari potevate ottenere qualcosina in più, magari in fase realizzativa ottenere qualche punto di bonus così durante queste partite? Sì, sicuramente, soprattutto nella seconda parte del campionato abbiamo lasciato punti importanti per disattenzioni nostre, per scelte non diciamo sbagliate ma eseguite nella maniera non corretta, che non ci hanno dato l'opportunità di andare a segnare, di prendere quello che abbiamo creato e abbiamo creato anche tante occasioni. Sicuramente questo è un punto che sia per questa partita ma soprattutto per la prossima stagione sarà importante lavorare perché non possiamo permetterci di lasciare punti in giro, ecco. Diciamo che quanto è importante, vabbè, è banale anche dirlo, confermare questa categoria. Assolutamente è la cosa principale per noi perché questo club ha una storia che è importante da confermare e noi lo sentiamo insomma il peso di questa partita. Entrando più su quello che potrebbe essere, diciamo, l'andamento del match, se non sbaglio tra le altre cose, almeno per ora le previsioni danno anche pioggia, quindi sarà una partita particolare. Sappiamo quanto siano fondamentali le fasi statiche, no? La mischia, la touche, e da questo punto di vista immagino che abbiate lavorato intensamente anche sul breakdown. Sì, assolutamente, anche perché diciamo che mischia e touche per Parabiago sappiamo essere una loro arma vincente, quindi dovremo prima di tutto fermare la loro opportunità di metterci in difficoltà e poi da lì sviluppare il nostro gioco e anche in base al meteo dovremo adattare secondo quello che saranno le opportunità, ma sicuramente lanci del gioco e breakdown saranno la cosa principale. Uno sviluppo, secondo te, come sarà una partita indubbiamente un po' tra virgolette nervosa, nel senso che le ragazze sentiranno questo impegno, probabilmente ci sarà qualche errore, qualche disciplina. Sarà questo forse l'elemento principale di questa partita? Mi auguro di no, perché spero che le ragazze prima di tutto si divertano in campo e possano trovare piacere nel giocare. Dopodiché penso che sì, sicuramente almeno il primo tempo sarà una partita chiusa, sarà una partita nervosa per una e l'altra squadra, perché è la prima vera partita con un risultato importante che le ragazze vivono e quindi secondo me sì. Poi spero che si possano sciogliere e mostrare quello che sanno fare. Sappiamo quanto l'ambiente qui trevigiano sia amante della palla ovale,
l'abbiamo visto insomma in maniera netta in queste che sono state le ultime settimane di campionato e di Coppa per quanto riguarda il settore maschile. Vuoi fare un appello agli appassionati trevigiani, gli appassionati della Benetton, ma in generale della Palo a Vale, che possano venire insomma a vedervi? Sì, noi giocheremo domenica 14 a Monigo alle 15:30 e vi aspettiamo numerosi, le ragazze hanno bisogno del vostro sostegno e sono pronte a farvi divertire, a mostrare quello che sono capaci di fare. Sarà un'emozione ancora in più, visto e considerato che poter giocare su un campo importantissimo, probabilmente uno dei più importanti italiani. Assolutamente, Monigo per me da giocatore ma anche da allenatore sarà un'emozione incredibile poter scendere e continuare a scendere su quel campo. Quindi. Ecco, tu chiaramente svolgi un ruolo insomma, con l'esperienza di giocatore di rugby e soprattutto per gli avanti avete lavorato molto, immagino, con la tua esperienza. Qual è diciamo, la parola vincente, la carta vincente che dai e che si esprimi sempre nei riguardi del tuo pack? Sicuramente ordine e disciplina in quello che fanno, e per me la cosa principale è essere ordinate in ogni azione che fanno, in ogni azione che compiono in campo, perché solo l'ordine e la disciplina porta davvero un risultato collettivo. Se ognuna fa quello che vuole, un pack non lavora all'unisono, non è forte, non è dominante, quindi sicuramente ordine e disciplina. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.